Le indagini dei carabinieri partono da una certezza banale quanto determinante: la merce rubata all'azienda di Ponzano Veneto prima o poi dovrà essere rivenduta, ed è proprio sulla filiera di vendita di quei prodotti estremamente specializzati che si concentrano in queste ore gli sforzi degli investigatori. Il colpo è venuto alla luce non appena i dipendenti sono arrivati alla Alivit, l'azienda di Via da Vinci a Ponzano Veneto, leader nel settore dell'ingrosso di antiparassitari e prodotti per la salute degli animali domestici. Un bottino di oltre 500.000 euro che ha lasciato sgomenti i titolari e al tempo stesso ha lasciato pochi dubbi sulla natura del furto, un colpo su commissione. Si parla di svariati pezzi di antiparassitari. I banditi hanno mandato in tilt la linea elettrica e i collegamenti telefonici, poi indisturbati hanno letteralmente razziato di prodotti antiparassitari il magazzino, lasciando tutti stupefatti. Assolutamente sì, vista il modo come è stato compiuto l'azione di furto. I carabinieri di Montebelluna, guidati dal capitano Eleonora Spadati, hanno già accertato che i banditi sono entrati in azione attorno alla mezzanotte. A quell'ora nella zona industriale è calato il buio, dopo che alcuni cavi elettrici sono stati tranciati. Servendosi di alcuni pellet, i banditi sono saliti fino al tetto e lì hanno divelto la sirena dell'allarme, poi hanno forzato una porta posteriore e sono entrati in magazzino, dove hanno vuotato una parete alta 8 metri, colma di prodotti.